io sono direttore di Euregio Plus SGR, è la nuova denominazione di Pensplan Invest, quindi del progetto Pensplan e quindi del progetto appunto che citava prima, appunto, che citavate prima voi. Chiaro che il progetto Pensplan ha portato avanti la pensione complementare in Trentino Alto Adige con un successo che vedo che comunque anche tutto il Veneto è riuscito poi ad arrivare allo stesso, più o meno allo stesso livello, e questo mi fa molto piacere, perché chiaramente avendo la nostra società promosso e lavorato sui fondi pensione, ovviamente è, crediamo, importante e fondamentale appunto che le persone e i cittadini i lavoratori aderiscono al fondo pensione. La nostra società nasce nel 2000 e ha fatto tante cose, quindi ha istituito i fondi pensioni, ha gestito gran parte delle masse di questi fondi pensioni, è stata la prima a partire nel 2013 con un fondo di mini bond, quindi con un tema di private debt, ha esperienza in fondi immobiliari, quindi ha creato una serie di presupposti che hanno permesso poi successivamente nel 2018 a trasformarsi in società in-house della regione, sostanzialmente, perché Pensplan è di fatto la regione Trentino Alto Adige, e delle due province di Trento e Bolzano. L'obiettivo della società è quello un po' di fare sviluppo, fare investimenti sul territorio o in prevalenza sul nostro territorio, quindi è molto concentrato. Come pensiamo di fare dare beneficio al territorio, come fare sviluppo sul nostro territorio? Attraverso i fondi, attraverso appunto l'effetto moltiplicazione delle risorse pubbliche sul territorio. Attraverso i fondi si attraggono ovviamente investitori privati che tendono a investire sul territorio, e quindi si riesce a fare, a moltiplicare le risorse anche pubbliche presenti sul territorio. Questo è un po', se vogliamo, l'obiettivo della società, che alla fine in qualche modo risponde a creare PIL e occupazione sul territorio, detta poi in maniera molto, molto sintetica. Siamo l'unica SGR ovviamente presente su questo territorio pubblica, abbiamo appunto queste finalità e abbiamo una serie di competenze. Diciamo che il nostro approccio è un approccio diverso su alcune iniziative. Abbiamo uno skill ormai collaudato e derivante appunto da un'esperienza decennale, se non ventennale, e quindi operiamo con i nostri team. Dove invece riteniamo che sia necessario, per la specificità del settore, avvalerci di un advisor, abbiamo un advisor. In terzo caso, dove entriamo in settori, come vedremo dopo, venture capital per citarne uno, dove le competenze sono molto molto specifiche, abbiamo una gestione in delega, però sempre con una presidio comunque locale, che comunque con un team locale che si occupa in questi casi comunque di tutto lo sviluppo dell'ecosistema, di fare in modo che queste aziende possano portare poi un effettivo beneficio sul territorio. Vado su esempi concreti di quello che abbiamo fatto. Quello che noi stiamo facendo ovviamente è quello di attrarre investitori pazienti, perché a parte la parte liquida che gestiamo ovviamente con un team dedicato, sulla parte illiquida abbiamo chiaramente fondi la cui durata vanno da 10 ai 15 anni, e quindi chiaramente puntiamo ad avere degli investitori pazienti, no? Disposti appunto ad investire per un periodo questo lungo e disposti anche a in qualche modo a valorare quello che poi è un beneficio sociale, non politico, sociale, di sviluppo del territorio. Noi chiaramente rispondiamo a logiche privatistiche, ovviamente, perché avendo degli investitori privati dobbiamo di fatto rispondere a quelle che sono le attese di rendimento dei privati. Quello che cerchiamo di fare per poter attrarre investitori quali fondi pensioni è quello di strutturare le nostre iniziative in modo tale che vi siano i presupposti per i fondi pensione per parteciparvi, in particolare col meccanismo che ovviamente un po' gli addetti ai lavori conoscono, della strutturazione di quote di partecipazione ai fondi con profili rischio di rendimento diversi. Quindi sappiamo che i fondi pensione per alcuni versi possono in alcuni ambiti avere un profilo di rischio leggermente più basso di quello che magari può avere un privato. Chiaramente questo comporta che il profilo rischio-rendimento è più basso, un po' meno rendimento, un po' meno rischio, il privato un po' più rischio, un po' più rendimento.
E quello che cerchiamo di fare è, anche come società in house, di condividere anche un po' con i fondi pensione anche la strutturazione dei regolamenti, quindi in particolare l'abbiamo lanciato, stiamo lanciando adesso, stiamo raccogliendo le sottoscrizioni, un fondo di private debt che farà sia in qualche modo fa sia lending che mini bond, e che è stato strutturato in quote proprio per consentire ai fondi pensione di partecipare, di investire in questa iniziativa. Abbiamo riservato su un fondo che ha come target 100 milioni, 40 milioni ai fondi pensione con particolari appunto caratteristiche delle quote, e 60 milioni invece agli investitori privati con una partecipazione pubblica minoritaria all'interno di questo. Questo è quello che crediamo appunto possa funzionare. Altre iniziative che stiamo portando avanti e che sono anche questa in avvio, nel senso che abbiamo appena approvato il regolamento e siamo anche questa in fase di raccolta. Vi racconto le principali, poi ce ne sono altre minori che magari non interessano l'argomento di oggi. È un fondo turistico alberghiero, cioè noi ovviamente sappiamo della necessità di diversificazione ovviamente dei nostri investitori. È anche vero che però su temi come il settore alberghiero credo che il Trentino Alto Adige possa vantare chiaramente una situazione di particolare successo, e quindi promuovere e consentire, dare un supporto alle strutture alberghiere di superare la fase soprattutto del passaggio generazionale o le fasi di riqualificazione della struttura. Questo è stato anche pensato in un'ottica 2026, quindi di Cortina e di tutto quello che poi chiaramente impatta anche sulla nostra regione. E quindi abbiamo fatto questo FIA, che è un FIA immobiliare rivolto al settore turistico alberghiero, che intende riqualificare, quindi investire sulla riqualificazione delle strutture alberghiere piuttosto che sulla riqualificazione anche energetica, dove negli anni abbiamo maturato un nostro know-how specifico. E questo è un altro elemento che riteniamo possa essere importante all'interno di un asset class o diciamo così, di una asset class importante, che può far parte appunto dei fondi pensione piuttosto che le casse di previdenza. L'altro aspetto che riteniamo importante, su cui noi stiamo molto lavorando, è il tema che fa un po', che è un aspetto che chiaramente molti fondi pensione stanno approcciando, e anche da noi, che riguarda tutto il tema dello sviluppo urbano, ma anche con tutta una serie di strutture che oggi sono sempre più essenziali, che vanno sostanzialmente dal tema del senior housing, dell'RSA, e arrivano anche sul tema appunto studentati, che è un aspetto dove riteniamo che appunto il mondo appunto dei fondi pensione possa avere appunto un forte interesse. Questo è un progetto che abbiamo di riqualificazione di aree ex caserme, dove intendiamo chiaramente approcciare a questi tipi di sviluppi, e questo credo che sia un po' le risposte che noi come SGR Pubblica del Territorio possiamo dare per cercare di attrarre i fondi pensione ad investire appunto sul territorio. Noi riteniamo, adesso questo lo metto lì come provocazione nei confronti dei fondi pensione ovviamente, nel senso che riteniamo che è importante, ovviamente il rendimento è su tutto, anche per noi ovviamente è l'aspetto importante. Riteniamo però anche che i fondi pensione, specialmente quelli territoriali, abbiano anche un ruolo di dare un rendimento, ma anche dare anche delle prospettive di lavoro su quel territorio. Questo è un aspetto che io ritengo sia importante, nel senso che chiaramente se il fondo pensione investe in progetti virtuosi sul territorio e crea le premesse perché poi i livelli di disoccupazione possano scendere, e quindi dà l'opportunità alle persone di quel territorio di poter chiaramente lavorare e di poter iscriversi a un fondo pensione, questo è un aspetto ovviamente premiante nella logica appunto, secondo me, di un fondo pensione, e che chiaramente deve rispondere poi a un tema ovviamente anche di rendimento. Quindi queste sono un po' le nostre iniziative. Ne abbiamo poi altre anche sulla riqualificazione energetica e su tutto il tema ESG, dove chiaramente tutti noi stiamo lavorando, anche perché i vincoli dei fondi pensione, o comunque un po' le regole, le procedure che si stanno dando di investimento ESG diventano sempre più importanti, però crediamo che lavorando così, lavorando insieme ai fondi pensione sul territorio e su iniziative che possano creare rendimento e sviluppo del territorio, si riesca appunto veramente a dare una mano
e dare un'impronta all'economia reale da noi.